Quello che indigna veramente un po' tutti in questa vicenda del ministro Costa che interviene a gamba tesa non è il merito, perché un ministro può indagare, può decidere di procedere in qualsiasi direzione, ma è il metodo, è la mancanza totale di rispetto e di educazione non solo per il governatore Zaia e per le istituzioni, ma per tutta la nostra comunità, perché qui si viene trattati come un'organizzazione criminale. Qui in questo territorio si è infiltrata l''ndrangheta, si è infiltrato di tutto, la camorra, la mafia, e i ministri competenti non hanno alzato un dito per prevenire quello che sarebbe accaduto. Qui un governo intero si occupa dell'autonomia una tantum e parla di tutt'altro, della cannabis e di altre cose irrilevanti. Poi guarda un po', c'è un problema di inquinamento e si tenta di bloccare un'infrastruttura che riguarda tutta la regione e tutta una popolazione. È qualcosa di indecente, di riprovevole, ed è proprio la maniera di affrontare una questione del genere che indigna. Bastava una telefonata, bastava un incontro con i funzionari della regione per chiarire le cose e per evitare che ci fosse dal punto di vista anche mediatico uno schiaffo non soltanto al presidente della regione ma a tutto il popolo veneto.